Dottoressa Vittorina Zagonel, direttrice del Dipartimento di Oncologia, Istituto Oncologico Veneto. Parliamo, visto che oggi è la giornata che ricorda la lotta al cancro, parliamo di questa malattia da cui si può comunque guarire. Sì, sicuramente negli ultimi anni ci sono state grosse innovazioni e grossi miglioramenti in termini soprattutto di diagnosi precoce e di cura dei tumori, che porta oggi a una guarigione di oltre il 60% dei pazienti affetti da tumore. All'Istituto Oncologico Veneto negli ultimi anni abbiamo cercato di implementare molto anche programmi di ricerca traslazionale che permettono di trasferire le conoscenze della ricerca direttamente nella pratica clinica, migliorando ulteriormente i risultati delle cure. L'altra cosa molto importante è che anche per i pazienti che si trovano in una fase avanzata di malattia è possibile oggi ottenere degli ottimi risultati di miglioramento sia della sopravvivenza che della qualità della vita. Proprio allo IOV è stato fatto l'anno scorso un programma esiti che ha permesso di dimostrare come le sopravvivenze dei pazienti curati allo IOV sono sopravvivenze ottimali che possono essere confrontate addirittura con sopravvivenze di casistiche selezionate e di studi registrativi. Questo è un messaggio positivo che vogliamo dare a tutti i pazienti del Veneto e del Triveneto, valorizzando anche il lavoro che viene fatto nell'ambito della rete oncologica del Veneto, che ha permesso di uniformare i programmi di cura di tutti questi pazienti, e anche dicendo ai pazienti che noi siamo vicini a loro oggi, ma siamo vicini 365 giorni all'anno a loro e ai loro parenti.